in un nuovo video di Amazing Marty Makeup. In questo video ti parlo dei prodotti che ho acquistato per il viso e dintorni. Come mi sono trovata? Ci sono prodotti abbastanza vecchiotti perché poi mi ero anche dimenticata di averli messi via e spero di ricordarmi che cosa ne pensavo. Ho finito con molto piacere questo Cleansing Milk latte detergente cremoso della Kiko. Mi sono trovata abbastanza bene con questo, diciamo che no, mi sono trovata bene, togliamola abbastanza. È per tutti i tipi di pelle, è abbastanza cremoso, il controtappo si può togliere e quindi mettendolo all'ingiù viene fuori tutto quanto, adesso è praticamente finito, ed è uno dei pochi latte detergente dove la lista degli ingredienti praticamente è senza parabeni e senza petrolati, insomma quelle robe là. E diciamo che è l'unico che i miei occhi, uno dei pochi latte detergente che i miei occhi lo tollera, perché se ci fate caso nella lista degli ingredienti dei latti detergenti che si trovano in giro, tipo al secondo posto hanno la paraffina, oppure a me una volta è capitato, ho comprato un latte detergente della grande distribuzione, in teoria il latte detergente serve per struccare, io lo uso anche pure latte detergente proprio per lavare il viso e purtroppo mi ha bruciato gli occhi, quindi lo dovevo usare solo per il viso e comunque è un prodotto a metà e quindi non mi andava. Questo invece lo promuovo, è molto buono. Sì, scusate perché io lo tengo sempre per giù, è molto buono, ha una buona profumazione da fiorellino e costa poco e i negozi Kiko adesso come adesso si trovano dappertutto. Magari approfittatene quando fanno magari uno sconto sulle skincare. Quindi questo è un prodotto promosso. Poi, sempre passando per il viso, non posso che promuovere questa crema di Bottega Verde, che è la Sensitive Skin BB fluido viso multifunzionale perlato anti-rossori, sollievo e perfezione con magnolia e ceramini vegetali. Io di questo vi faccio vedere la scatola perché purtroppo la pompetta ce l'ho giù, però vedete insomma la scatola, ecco. Allora, l'ho comprato essenzialmente perché nei cambi di stagione, soprattutto quando tra la primavera e estate, tra l'estate e l'autunno, il tempo cambia oppure ci sono delle giornate più fredde o più ventose, io mi arrosso. Forse ho una blanda forma di couperose. Comunque questa cosa mi dà fastidio e quindi ho trovato un fluido che è a metà tra un fluido e una crema da giorno e un siero, comunque che riuscisse con i pigmenti a attenuare leggermente, ma soprattutto con gli attivi all'interno che vada a migliorare la situazione della pelle. Questo è molto discreto, ha un buonissimo inci, gli attivi sono buoni. E io quando lo finirò lo ricomprerò perché per il prezzo che ha è sicuramente valido e il packaging è a pompetta, quando lo schiacciate viene fuori il prodotto come giusto che sia e praticamente è un 50 ml, quindi ottimo, veramente. Questo è un prodotto buono e lo ricomprerò sicuramente. Sensitive Skin di Bottega Verde.